1, 2, 3. Prova. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I giovani devono sapere la storia di tutti i tempi, perché senza la storia non si può essere educati, no? E la storia è un occhio della conoscenza. Chi sa la storia, antica o moderna, ma comunque che sa la storia, cioè quello che hanno fatto in tempi passati, anche oggi quello che fanno gli uomini, è cosciente, è un uomo di cultura. E senza cultura, senza conoscenza della storia non si va avanti. La Sardegna non va avanti. Io invito appunto i giovani sempre a studiare la storia. Non si abbacurretta su mare, non si logo a sammento un pare, non si popolo a sa libertà, a sa libertà, non si tempo torratta si storia, non si identità a sa memoria.